questa giornata ai tenori stipiti che si sono sempre resi disponibili alle nostre iniziative e anche oggi sono qui per dare proprio apertura con un canto alle celebrazioni di oggi. Vi devo dire che erano ufficialmente invitati alla giornata che in contemporanea si sta facendo a Olbia come giornata regionale e naturalmente, essendo amici, hanno preferito rimanere con noi. I tenori stipiti, grazie.
consolando il patrocinio del Presidente della Repubblica. Il tema della giornata, luoghi di speranza e testimoni di bellezza, richiama proprio l'importanza di saldare la cura dell'ambiente e dei territori con l'impegno per la dignità e la libertà delle persone, esercitando al contempo le nostre responsabilità di persone, di cittadini, di abitanti, ospiti e custodi della terra. Coloriamo le piazze, coloriamo il 21 marzo. Prego Don Mario, come padrone di casa, di portarci il suo saluto. Ringrazio Rina per l'invito e anche per averci coinvolto come Chiesa parrocchiale in questa iniziativa che ci unisce tutti coloro che ricordano oggi 4.000 comuni ufficialmente, ma in tanti altri posti, coloro che sono stati strappati alla vita dalla violenza mafiosa, e anche noi con la nostra presenza qui vogliamo essere vicini a chi costruisce memoria, impegno e resistenza alla violenza, alla mafia in particolare. Ha citato Lina l'intervento del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ricordiamoci anche lui familiare di una vittima innocente della mafia, e lui stesso lo ha ricordato perché si è visto strappare familiare dalla mafia, e rivolgendosi a quelli che come lui hanno vissuto questa sorte, ha detto che devono dare testimonianza ai familiari delle vittime come la violenza, la morte e la paura non possono piegare il desiderio di giustizia e di riscatto. Ed è importante questo perché il ricordo di quelle che sono le vittime della mafia rappresenta la base su cui costruire giorno dopo giorno una società più giusta, più solidale e più pacifica. Sergio Mattarella, il nostro capo dello Stato, ha detto anche che la lotta alla mafia riguarda tutti e nessuno di noi può sentirsene escluso. È una necessità per tutti se vogliamo costruire una società libera, coordinata e solidale. Do adesso la parola al sindaco, dopodiché vi leggo ai due allenati. Sindaco di Pitti, Peppe Cipollini. Saluto innanzitutto a tutti i bambini e ragazzi delle scuole di Pitti presenti, un ringraziamento ai dirigenti del liceo scientifico, professor Antonio Cazzedda, e alla dirigente scolastica Luigina Piras per aver favorito la vostra partecipazione a questa importante giornata. Un ringraziamento a Rina, ad Adis, a Sardegna Solidale, che hanno scelto Pitti come luogo simbolo per celebrare questa importante giornata. Mi chiedevo se i bambini sanno che cosa sia la mafia. Invito il sindaco di Onani a portare il suo saluto. Buongiorno, la mia voce è esaggeratamente squillata. Buongiorno a tutti, io ringrazio innanzitutto Rina Lato per avermi invitato personalmente a partecipare a questa importante giornata, quindi una giornata comunque della memoria, come è stato detto, all'insegna della solidarietà, della giustizia sociale e della verità. E sono felice, proprio, la parola giusta è felice, che sia stata organizzata anche in questo territorio e quindi qui a Pitti. Io voglio fare un po' come i bambini, loro leggono i nomi, io invece vorrei leggere una citazione di Giovanni Falcone, che per me è un esempio sempre da seguire, sia come nel mio modo di operare di amministratore, ma anche nella vita. Quindi semplicemente voglio leggere questa frase. Che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così, solo che quando c'è da rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto
prego veramente il religioso silenzio di ascoltare i nomi di tutte le vittime delle mafie. Sono tante, sono quasi 950. Io ringrazio tutti gli studenti perché abbiamo voluto in questo momento renderli protagonisti, quindi la stragrande maggioranza dei nomi saranno letti dagli studenti che sono i bambini della scuola primaria, i ragazzi delle medie e i ragazzi del liceo. Iniziamo in maniera ordinata, io non sbaglia, sono accento. chiamerò uno per uno. La prima pagina, per così spezzare un pochettino il ghiaccio, di pochi nomi, la leggo io. Vi dico che la ricerca a ritroso è stata fatta e parte dal 1893 con pochi nomi di allora, pochi nella prima parte del Novecento, fino al 2016. È stato aggiornato proprio 3 giorni fa l'elenco, perché man mano arrivano notizie di persone che sono, come si dice da qualche altra parte, i desaparecidos. Ne abbiamo davvero ancora tanti. Vogliamo ricordarli tutti, le vittime innocenti delle mafie e delle stragi, quelli di cui conosciamo le storie, quelli di cui sappiamo solo il nome e i tanti dei quali non abbiamo ancora conoscenza. Iniziamo. Emanuele Notarbartolo, Emanuela Sansone, Luciano Nicoletti, Andrea Orlando, José Restosino, Lorenzo Panipinto, Mariano Barbato, Giorgio Pecoraro, Bernardino Perro. Domani. Giorgio Gennaro, Giovanni Zangara, Costantino Stella, Giuseppe Rumore, Giuseppe Monticciolo, Alfonso Canzio, Vittorio Epifani, Vitangelo Cinquepalmi, Imerio Piccini, Masina Perricone Spinelli, Gaetano Guarino, Pino Camilleri, Giovanni Castiglione, Girolamo Scaccia, Giuseppe Biondo, Giovanni Sant'Angelo. Grazie, adesso iniziano i bambini. Sicuramente saranno anche molto emozionati, quindi veramente vi prego, massimo silenzio. Iniziano la quinta elementare, quinta B, Francesco e Giorgia. Giorgio Cusenza, Astrenzi Travaglia, Placido Risotto, Giuseppe Letizia, Calogero Cangelosi, Marcantonio Giacalone, Antonio Giacalone, Antonio Di Salvo, Nicola Messina, Celestino Littini, Pasquale Marcone, Armando Rotto, Sergio Mancini, Carlo Antonio Papusa, Gabriele Palandrani, Giovan Battista Aloe, Ilario Russo, Giovanni Calabrese, Giuseppe Fiorenza, Salvatore Messina, Francesco Puttifal, Antonio Sanginutti, Provvidenza Greco, Domenica Zucco, Filippo Longo, Paolo Giorgetti, Pasquale Capuccio, Fortunato Furore, Augusto Rancilio, Pasqualino Perri, Alfonso Sgroi, Filadelfia Paro, Maro Francese, Michele Reina, Giorgio Ambrosoli, Giorgio Boris Giuliano, Calogero Di Bona, Cesare Terranova, Lenin Mancuso, Giovanni Bellissima, Salvatore Bologna, Domenico Marrara, Vincenzo Russo, Antonino Tripoto, Rocco Giuseppe Barilla, Carmelo Di Giorgio, Primo Pattoncini, Baldassarre Anastasi, Piersanti Mattarella, Rosario Di Salvo, Gennaro Rosella, Giuseppe Lala,
Domenico Vecchio, Antonio Valenti, Adolfo Coscini, Canturi, Raffaele Del Cogliano, Aldo Iermano, Palmina Gigliotti, Graziella Maesano, Marta Maesano, Pompeo Panaro, Bartolo Pesce, Antonio Pesce, Filippo Scotti. Stefano Lissacchi, Sebastiano Alonso, Francesco Cosimano, Domenico Celietto, Antonio Cristiano, Nicandro Vizzi, Gioacchino Casaturi, Giovan Battista Altobelli, Lucia Gerardo, Anna Maria Brandi, Anna De Simone, Giovanni De Simone, Antonino Cassarà, Roberto Antiochia, Giuseppe Spada, Antonio Enrico Monteleone, Giancarlo Siani, Biagio Siciliano, Giuditta Millenna, Carmine Tripoli, Graziella Campagna, È stata veramente una giornata fruttuosa, io sono veramente contenta di aver coinvolto la nostra comunità. La giornata si chiude qui e ci portiamo dietro un bel bagaglio su cui riflettere a lungo. Per i bambini c'è un dolcino all'uscita, quindi man mano che andate via, ringrazio ancora tutti davvero e buona giornata.